L'assessore Manuela Lanzarin, intercettata da noi di Rete Veneta, fa il punto sulla situazione Covid in Veneto. Il primo bilancio riguarda il mondo delle scuole. È un bilancio comunque con numeri molto importanti. Noi abbiamo all'incirca più di 12.000 classi in quarantena, che coinvolgono quindi circa 250.000 studenti. Di questi, quelli proprio in quarantena sono circa 100.000, però voi capite numeri molto, molto importanti. È chiaro che con questi numeri c'è un po' di difficoltà in tutte le operazioni di tracciamento e di applicazione anche di quello che è il protocollo, l'ultimo protocollo nazionale. Non a caso a livello nazionale si sta discutendo e probabilmente la settimana prossima ci saranno delle novità per quanto riguarda i protocolli scolastici. Si passa poi ad analizzare la situazione nelle farmacie impegnate coi tamponi di fine isolamento e quarantena. Oggi la situazione mi sembra sia una situazione molto migliorata, le farmacie fanno all'incirca 60.000-65.000 tamponi al giorno, sono partite con il discorso della fine isolamento, del fine quarantena e anche del tracciamento per quanto riguarda i contatti o l'autosorveglianza scolastica, quindi bene, perché questo ci permette di essere sicuramente più veloci, di andare incontro alle esigenze dei cittadini, della popolazione e quindi riuscire anche a uscire dalla quarantena e dall'isolamento in tempi congrui. Infine, sulla campagna vaccinale i passi in avanti sono lenti ma sensibili. Chiaramente non abbiamo più i 50.000 somministrazioni al giorno, teniamo conto che in Veneto oggi l'88% circa della popolazione che può essere vaccinata ha già intrapreso il percorso vaccinale o comunque si è prenotata.